Bentrovati, copertina di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Parleremo del campionato di Serie D con la Gelbison attualmente in vetta in questo girone I del campionato nazionale dilettanti. Per la Ciriale copertina d'oro dopo il grande successo ottenuto a Troina. Nel campionato di eccellenza parleremo del girone A con la caduta della Don Carlo Missilmeri in casa del Canicattì, mentre nel girone B copertina nera per l'Aci Sant'Antonio che, non presentandosi a Ragusa, ha preannunciato l'abbandono alla stagione. Parleremo anche del campionato di promozione. Il girone A continua il successo della Resultana San Lorenzo, nel girone B conferma della Promende, nel girone C ingarbugliamento con le tre squadre che attualmente sono sicuramente una spanna superiore a tutte le altre. Parliamo dell'FC Motta, parliamo del Realaci e della Leonfortese. Nel girone D invece conferma super per la nuova città di Gela. Tra poco la nuova puntata di Penalty, subito dopo la sigla. Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, per una nuova puntata di Penalty. Abbiamo già dato un quadro nella nostra copertina di apertura. Subito conosciamo il nostro ospite di questa puntata, ovvero mister Vittorio Iemma, allenatore della Cicatena, che ritrovo con tanto piacere. Ben trovato Vittorio. Ben trovato, grazie Ettore. Che bella stagione ad Acicatena. Avete sin qui sicuramente disputato un buon campionato. Sì, stiamo lavorando, siamo contenti di quello che siamo riusciti a fare sino ad ora, però ancora è presto per la società non vuole pazzie. No, non è che la società non vuole pazzie, anzi al contrario, no? Tutti c'è entusiasmo e si sta lavorando abbastanza bene, è ritornata, diciamo, tra virgolette la vecchia famiglia come struttura societaria, sì. È ritornato il DS Franco Giannetto. Ma soprattutto sei tornato pure tu, no? Hai lasciato un ricordo bellissimo, una vittoria straordinaria nel campionato di promozione, quindi insomma sei ritornato con un ricordo particolarmente positivo. Sì, io a Cicatena sto benissimo sotto tutti gli aspetti, quindi stiamo andando bene in questo momento. E sono contentissimo. Come tu ben sai, noi parliamo del campionato di Serie D, parliamo chiaramente anche dei 2 gironi del campionato di eccellenza e parliamo anche dei 4 gironi del campionato di promozione. Che campionato di eccellenza c'è quest'anno? Nel nostro girone, nel girone B, al momento si stanno rispettando quelle che sono quelli che erano i pronostici iniziali. Sì. Quindi vediamo come battistrada a Ragusa, già Virtus e Taormina, e poi a seguire Ionica, Leonzio, lo stesso Carlentini, le squadre che sulla carta a inizio stagione sembrava che si fossero attrezzate per fare un campionato leggermente diverso. E nel girone A come vedi questo gruppone di società importanti che hanno un obiettivo primario, quello di vincerlo il girone? Il
girone A mio parere quest'anno è un po' più equilibrato per la vittoria, perché secondo me ci sono almeno 4-5 squadre che possono ambire al primo posto. C'è l'Akragas di Peppa Anastasi, c'è il Misilmeri, c'è il Mazzara, c'è il Canicattì, c'è la Nissa, c'è l'Enna, c'è la Mazzarese.2, insomma chi lo deve perdere questo girone? Sono tutte squadre secondo me che possono tranquillamente ambire al primo posto, quindi lì io vedo una lotta un pochettino più serrata. Tornando un attimo al girone B, per concludere, diciamo, ho nominato quelle, però secondo me nelle prime 10 posizioni, dove tra l'altro ci troviamo pure noi, si trovano tutte squadre che comunque la domenica, se in forma e con la giusta concentrazione, possono battere chiunque, quindi non c'è da trascurare il Real Siracusa, perché ha elementi molto importanti come Frittita per esempio, sì, che è stato un inserimento importante per quella squadra, ma poi ci sono giocatori di qualità come Ruiz. Insomma, Quarto. anche il girone B è un girone impegnativo, un girone che sino all'ultimo potrà regalare delle emozioni. Una giovane Cicatena che ha impensierito già qualcuno, e penso e mi auguro che lo continuerà a fare. Ne parleremo con più attenzione quando appunto parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza, perché adesso, come al solito, iniziamo il nostro programma con il campionato di Serie D. Si è giocata l'8ª giornata, questi risultati: Biancavilla Paternò sospesa al 15° minuto del primo tempo sul risultato di 1-0 per la squadra di Torrisi. Pareggio tra Castrovillari e Cavese 1919 0-0. Rende Calcio batte FC Messina 2-1. Gelbison batte Portici 1-0. Giarre batte Città di Sant'Agata 1-0. Licata Real Aversa 1925 0-0. Santa Maria Cilento batte Cittanova 3-1, FC Lamezia batte San Luca 2-0, San Cataldese batte Trapani 1-0 ed infine Città di Aciriale batte Troina 2-0. In classifica, buona occasione per la Gelbison per gustarsi il primo posto solitario, in testa con 20 punti, con 17 la Cavese 1919, il Città di Aciriale ed il Paternò insieme al Real Aversa 1925, con 16 l'FC l'FC Lamezia Terme, con 13 Città di Sant'Agata e Portici 1906, con 12 punti il San Luca, 11 punti per il Licata ed il Santa Maria Cilento, 10 punti il Trapani, 9 punti Cittanova, 7 Rende Calcio, 6 punti per il Castrovillari, con 5 l'FC Messina, 4 punti per il Giarre 1946, 3 punti per Biancavilla e San Cataldese. Il Troina chiude la classifica con 0 punti, ma è partito da una penalizzazione di 6 punti. Da ricordare che il Città di Aciriale, il Paternò, il Cittanova ed il Biancavilla debbono recuperare una partita, mentre invece sono 2 le partite che deve recuperare il Trapani. Prossimo turno si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 31 ottobre, questi gli incontri: Cavese 1919 San Luca, Città di Aciriale e Biancavilla, Città di Sant'Agata Licata, Cittanova Castrovillari, FC Lamezia Terme contro FC Messina, Trapani Giarre, Paternò Gelbison, Real Aversa 1925 Portici 1906, Rende Calcio Troina ed infine San Cataldese Santa Maria Cilento. E partiamo dalla vittoria della Ciriale 2-0 contro il Troina, una Ciriale che comunque, Vittorio, è lì, punto su punto, ha raggiunto la zona altissima di questo girone del campionato di Serie D. Come vedi? No, non mi sorprende assolutamente che la Ciriale si trovi in quella posizione di classifica. C'è da considerare che al momento, diciamo, è un po' presto per andare a stilare le vere gerarchie del campionato, perché come sappiamo la Serie D è abbastanza lunga. Sicuramente oggi ci sono squadre che stanno mettendo dentro un bottino importante di punti, che poi diciamo, si ritroveranno
saranno durante la saranno stagione. pesantissimi poi Saranno nella seconda pesantissimi parte della stagione. in vero. base agli obiettivi. Quindi al momento riuscire a vedere delinearsi una vera e propria classifica, a mio parere è presto. La Cireale non mi sorprende che sia tra le prime. E sicuramente cercherà di sfruttare al massimo la prossima partita, giocherà in casa contro il Biancavilla. Adesso ci sentiamo l'intervista di mister De Sanso, allenatore del Città di Aciriale. Abbiamo cominciato bene, abbiamo approcciato bene la partita, siamo andati in vantaggio, potevamo raddoppiare con la traversa e poi un po' siamo calati il secondo tempo, verso la fine del secondo tempo, un po' di stanchezza si è avvisata, rientro il secondo tempo siamo ripartiti bene e poi siamo ricalati di nuovo, quindi straripante come hai detto tu non mi è parsa, anche se onestamente abbiamo meritato questa vittoria senza dubbio, è vero che loro hanno avuto qualche palo, qualche cosa verso la fine, però non credo che sia stata messa in discussione questa vittoria. Chiedevo concretezza, meno ficheggiamenti, come si può dire, più sostanza. Mi sono piaciuti i ragazzi come hanno interpretato la partita, un po' di calo non più fisico che di tensione, però va bene così, non gli si può dire nulla, abbiamo fatto una buona gara, adesso ci riposiamo un paio di giorni e poi riprenderemo a correre. Però bene così, grande compattezza di squadra, grande spirito di sacrificio, va bene così, ma dobbiamo stare calmi. Panchina nuova a San Cataldo, Pavia Settineri, e adesso è arrivato un santone, devo dire, di questa categoria, Giovanni Campanella, che conosce bene, molto bene questa Serie D, e si chiede quasi un miracolo, però ha iniziato bene perché ha vinto una partita difficilissima contro il Trapani. Certo, era principalmente, diciamo che la scelta della San Cataldese è stata una scelta sicura, perché la scelta di mister Campanella è evidente che porta esperienza, che porta qualità e professionalità. Cattiveria io aggiungerei. Non c'è dubbio, che serve tantissimo nella categoria, è un grande motivatore, anche un grande motivatore, quindi su questo non c'è dubbio. L'esordio non era dei più facili contro il Trapani, quindi secondo me 3 punti importantissimi. Un Trapani un po' in crisi però, anche se aveva vinto 7 giorni prima, si aspettavano forse un Trapani un po' tutti più determinato. Sì, devo dire anch'io mi aspettavo una partenza diversa da parte del Trapani, un po' tardato in classifica, credo che debba recuperare comunque 2 partite, quindi questo lo attarda un attimo in classifica, però non è da sminuire la vittoria fatta dalla San Catalaldese, perché comunque affrontare il Trapani non è comunque facile. Assolutamente. Guardiamoci il servizio, vittoria della San Cataldese 1-0 contro il Trapani. Gara valida per l'8ª giornata del campionato di Serie D, Girone I. Comincia San Cataldese Trapani. Rientra sul mancino, Liga, il pallone all'indietro, Salvo. Prova la conclusione dal limite dell'area. Pallone che si impenna. C'è fallo ai danni di De Felice, che batte subito su Pedicone a sinistra. Pedicone mette il cross, c'è una deviazione. Musso, e il pallone che esce di un soffio. Qui è stata decisiva la deviazione di Lacagnina, visto che siamo a 10 secondi dallo scoccare dell'ultimo minuto. Pallone in mezzo, c'è una deviazione. Pallone che poi arriva tra le mani di Cultraro. E arriva in questo momento il duplice fischio del direttore di gara. Comincia il secondo tempo. Poi il tentativo di apertura di testa Salvo. Sinatra mette in mezzo. Liga. Rotulo col mancino! Riccardo Rotulo! 1-0 San Cataldese! Quando siamo al minuto 8 arriva la grande conclusione mancina di Riccardo Rotulo. Ancora Trapani, c'è il tentativo di tiro di De Felice dalla distanza. Bonfiglio sulla sinistra, ancora Bonfiglio, mette il cross, Bonfiglio, e poi c'è il colpo di testa
di De Felice, clamorosa occasione, quella per il numero 11. Ci sono però screzi fra i due capitani. Ancora Sesse, mette il pallone al limite, Rotulo. Bonviglio che mette giù col petto, entra in area, serie di giochi, poi va col destro ampiamente fuori dallo specchio il numero 10 del Trapani. Gatto sulla destra, ancora Gatto, va al cross, il pallone che si spegne sul fondo, il pallone per Muñoz. Vitale mette il cross, arriva il colpo di testa di Musso e la parata di Lacagnina. Qui sbaglia però Loporto che non allontana la sfera. Vitale, il pallone in mezzo che sfila davanti la porta. Altra occasione cristallina per il Trapani e arriva il triplice fischio. Arriva la tanto agognata prima vittoria per la San Cataldese. 1-0 contro il Trapani, decide la partita il gol all'8° minuto della ripresa di Riccardo Rotulo, un pregevole sinistro dall'interno dell'area che trafigge Cultraro, mette la palla sotto l'incrocio e regala ai Verde Amaranto i primi 3 punti di questo campionato. Lo dedico principalmente alla mia famiglia e alla mia ragazza che mi sono stati vicini. Martedì iniziamo di nuova settimana e affrontiamo la nostra squadra che verrà qui per cercare di fare più punti possibile. Parliamo di questo FC Lamezia Terme, società storica della Lega Pro, che quest'anno sta disputando questo campionato di Serie D. Da più parti si dice che insomma è veramente di passaggio, però è anche vero che poi, come dico sempre, il campionato bisogna vincerlo giocando. Vince contro il San Luca, che a sua volta può essere anche paragonata come una mezza rivelazione in questo girone. Sì, ma quest'anno come la passata stagione si nota che c'è un equilibrio maggiore in Serie D, in particolar modo nel girone I, quello che ci riguarda, perché molte squadre che magari sulla carta non hanno le credenziali per poter fare un certo tipo di campionato riescono invece a mettere in difficoltà nello scontro diretto. Beh, abbiamo l'esempio per esempio appunto del Troina, no? Che è riuscito a battere anche la Cavese, che non è mai facile. Ha fatto 2 vittorie consecutive importantissime, sì, il Troina. Sì, sì. E quindi abbiamo anche l'esempio del Paternò. Certo, guarda, sul Paternò apriremo poi una postilla successivamente, perché veramente dobbiamo parlare di un miracolo, perché nessuno, dico nessuno, poteva mai pensare, e quindi onore a lui, che Torrisi potesse prendere questa squadra e trasformarla sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista dei risultati. Non c'è dubbio, il campo sta parlando decisamente a suo favore e di questo bisogna prenderne atto e fargli riconoscere i giusti meriti. Ritorniamo a parlare della Lamezia e ci guardiamo il servizio di questa vittoria esterna proprio della squadra del Lamezia, 2-0 contro il San Luca. Il Lamezia Terme fa suo il derby calabrese. Al Corrado Alvaro, infatti, la formazione giallo-blu risolve la pratica San Luca con un perentorio 2-0, maturato grazie ai gol di Memone nella ripresa. Una gara di forte intensità che fin dai primi minuti vede un Lamezia Terme arrembante. Ci prova infatti subito Abercon, dopo una serie di rimpalli, a concludere verso la porta difesa da Scuffia, ma l'attaccante manda alto. Dopo un'altra azione insistita di Abercon, il servizio di Bezzon per Bollino. Bollino tenta l'inserimento in area, conclude poi con il destro. La palla però si spegne sul fondo. Laribbi, il lungo lancio verso Bollino, che rincorre questo pallone e lo mantiene ancora in gioco. Al centro dell'area, il servizio di Bollino al centro, proprio per Laribbi che arriva. Viene forse messo a terra, ma l'arbitro lascia continuare fra le proteste giallo-blu. E poi la volta di Nicolic nel fronte opposto, che si libera bene, ma Gentile controlla senza problemi.
E ancora il San Luca che si fa vedere dalle parti di Gentile, questo tentativo di cross controllato però senza problemi dall'estremo difensore giallo-blu. Ruba palla però Maimone, il Lamezia Terme avvia una ripartenza veloce, è proprio il 29 giallo-blu che avanza verso la metà campo avversario, porta ancora palla avanti Maimone, anzi lo scarico ora sulla sinistra per Laribbi vede l'arrivo di Tipaldi, lo serve in questo momento, Tipaldi tenta il cross, lungo però nessuno riesce a intervenire, Abercon però mantiene ancora vivo questo pallone, lo stesso centroavanti che tenta il cross, in aria Laribbi al centro, non riesce però il 10 giallo-blu a mandare il pallone in rete, attenzione al San Luca che in questo momento ci prova il servizio da parte Nicolic al centro, Crucitti arriva, mette la palla dentro, ma il guardalinea annulla tutto. Calcio d'angolo per il Lamezia, Bollino lascia Salandria, il cross al centro, allontana la difesa del San Luca, la palla però è buona per Bezzon che ci prova dalla distanza, col mancino respinge Scuffia. Attenzione a questa punizione battuta dal San Luca, poi che si spegne sulla traversa però. E ancora il Lamezia che si fa vedere, Bezzon, il servizio per Tipaldi, già sbandierato il guardalinea, il servizio al centro, Abercon mette in rete ma la bandierina era già alta, quindi tutto da rifare per il Lamezia Terme. Salandria gestisce questo pallone, cross al centro, Sirignano interviene, la traiettoria aveva beffato Scuffia, ma ancora una volta il Lamezia Terme si vede sventolare la bandierina che annulla il gol, così come in questa occasione, ancora una volta, questa volta era stato Laribbi a mettere la palla dentro, ma l'arbitro e l'assistente annullano anche questa conclusione. Inizia così la seconda frazione di gioco con un Lamezia Terme sempre arrembante. Al 6° minuto, cross di Bollino dal corner, Giuseppe Maimone, il più lesto di tutti, riesce di testa, perentorio, a bucare la porta di Scuffia. Il Lamezia Terme va dunque in vantaggio, un vantaggio meritato grazie al gol di Giuseppe Maimone sul cross a calcio d'angolo di Bollino. Da poco tempo il Lamezia ci riprova sempre sugli sviluppi di calcio d'angolo, sempre Bollino e questa volta Camilleri, ma Scuffia si esalta. Punizione di Laribbi di testa, arriva questa volta Sirignano, la palla finisce di poco alta sulla traversa, pericolosissimo il Lamezia, è vicino al raddoppio. Ci prova anche il San Luca con un calcio d'angolo, ma Gentile controlla. Al 42esimo arriva il secondo gol del Lamezia Terme, maritato, il cross al centro, arriva sempre Maimone che con il destro sotto le gambe di Scuffia punisce l'estremo difensore. Eccolo qui il controllo di petto di Maimone e poi la sua conclusione con il destro. Nulla può il portiere del San Luca per opporsi a questa conclusione. E qui il forte abbraccio con Tony Lee in panchina. Arriva dunque il triplice fischio dell'arbitro al Corrado Alvaro di San Luca. Il Lamezia Terme si impone con un netto 2-0 sulla formazione di casa. Questi sono giocatori che hanno calcato palcoscenici di categoria superiore e quindi sapevo il valore tecnico di questa squadra. Penso che si è visto pure oggi con la tranquillità che hanno avuto sia dietro che centrocampo e avanti, giocare sempre la palla, buttarla poche volte e penso che questo sia stato l'arma dove abbiamo portato a casa questa vittoria. È sicuramente un girone I molto impegnativo, da più parti si dice veramente che sia il girone più difficile del campionato nazionale dilettanti, è una cosa che ci fa piacere, ma ci rendiamo conto che se le società non investono rischiano poi anche di fare brutte figure. Non è nel caso appunto del San Luca che da neopromossa già la scorsa stagione aveva dimostrato di avere le basi per avere una buona qualità dal punto di vista organizzativo, tecnico e societario. Certamente poi mantenersi è sempre molto difficile, però sicuramente sta disputando un buon campionato il Santa Maria Cilento, anche l'anno scorso per la prima volta nel girone I, una conferma con una vittoria in casa contro il Cittanova. Sì, ma vedi, è il discorso che dicevamo prima, queste società che abbiamo nominato sino ad ora stanno evidenziando il fatto che l'organizzazione e la continuità
continuità di rosa e quindi la continuità di lavoro con lo stesso gruppo di giovani sono punti fondamentali, perché in questo momento per esempio anche il Biancavilla un po' ha tardato, ma il Biancavilla ha fatto delle stagioni straordinarie, non c'è dubbio. Anzi, ora in questo momento devo dire che secondo me il direttore Merlo è riuscito a portare 2 o 3 elementi importanti per quanto riguarda la Serie D, non ultimo Figarotta, che è un elemento che può far pensare ad altro, certo, sotto certi aspetti. Quindi di conseguenza chi arriva dall'eccellenza con una struttura societaria ben organizzata e le idee chiare sotto l'aspetto tecnico, poi di conseguenza può tranquillamente buon figurare in Serie D. Chiaramente poi a mio parere andarla a vincere e parlare di raga però è un altro discorso. È un altro discorso. Guardiamoci comunque gli highlights della vittoria del Santa Maria Cilento 3-1 contro il Cittanova. Dunque ci siamo, è davvero tutto pronto per la sfida del Carrano, con le 2 compagini pronte a battagliare quest'oggi per cercare di accaparrarsi l'intera posta in palio qui allo stadio Carrano tra Santa Maria e Cittanova. Dentro Simonetti per Maggio, la conclusione di Mimmo Maggio, la girata poi di Evan Kunzi, ispirato questa settimana. Sbaglia qui tutto, Maggio il tiro e blocca l'estremo difensore Bruno. Ancora immacolato, attenzione Maio, che giocata qui di Maio, e poi prova il piattone, si va al riposo sullo 0-0 tra Santa Maria e Cittanova. Si comincia, avanza Kunzi, traversone dentro per Maggio, anticipato sul più bello e poi arriva il gol di Ovisak che la sblocca. Si butta dentro Ovisak, si accentra Koulibaly, il pallone per Maio, dentro per Maggio, la conclusione. Attenzione al Cittanova, dentro la sfera che arriva sui piedi di De Marco. Maio, pallone dentro per Kunzi, posizione regolare, pallone dentro, teso, taglia tutta l'area di rigore. Buono qui Maio per Kunzi, entrata di rigore Kunzi, sterza Kunzi. Che occasione per Kunzi. Pallone dentro di Masullo, la testa di Maggio, c'è il gol di Koulibaly. La sfonda lui la porta al 44esimo, esplode lo stadio Antonio Carrano, Kassim Koulibaly. Subito dentro per Maggio, attenzione all'errore della difesa, Maggio la tocca, si gioca e arriva il gol di Romano che la chiude definitivamente al 46esimo. Fa esplodere ancora una volta lo stadio Carrano. Il Santa Maria batte 3-1 la formazione della Cittanova Calcio. 3 punti preziosissimi, il merito da parte dei cilentani di averci creduto fino alla fine. Domenica scorsa aveva perso a Paternò, parliamo del Licata che adesso invece rimane a secco 0-0 contro il Real Aversa 1925. Che percorso deve fare Pippo Romano per essere tranquillo in questa stagione? Il mister ha un'esperienza importante, quindi sicuramente sa meglio di me qual è il percorso da andare a intraprendere a Licata. Licata sicuramente è in ottime mani. Non deve pensare in grande allora?
No, non deve pensare in grande, è un parolone. Licata, stavo dicendo che è in ottime mani sia sotto l'aspetto tecnico, perché c'è lui alla guida, e sotto l'aspetto societario, perché Enrico Massimino è una garanzia per quanto riguarda il presente e anche il futuro. Io credo che, lo ripeto, siamo nella prima parte e ancora i veri equilibri devono venire fuori. È importante fare punti però adesso per stare un po' più tranquilli nella seconda e poi nella terza e conclusiva parte. I punti sono importanti sempre. Assolutamente. Quindi è chiaro che ora in questo momento dico così perché ti trovi ancora in una parte del campionato che ti permette di poter inanellare 3-4 risultati che ti possono consentire di ritornare sui binari che erano quelli magari di inizio stagione. E di stare un po' più sereno. Guardiamoci il servizio, il pareggio tra Licata e Real Aversa 1925, partita conclusasi sul risultato di 0-0. Stadio Dino Liotta di Licata, ottavo turno del campionato di Serie D per il girone I a rendere visita ai ragazzi di mister Pippetto Romano. La Real Agro Aversa, reduce dal pari a reti bianche casalingo per 0-0 contro il San Luca, che ha costretto i ragazzi di mister Sannazzaro di cedere la vetta e la classifica alla coppia Gelbison-Paternò. 16 sin qui il bottino di punti della compagine campana, 10 invece per quella licatese, reduce da 3 vittorie consecutive in casa. Pronti via e possiamo partire con la prima iniziativa, con Maico Candiano che stoppa il pallone, prova a mettere il radente dentro, velenoso ma facile preda dell'estremo difensore lombardo. Ci riprova il Licata di lì a poco con Talla Suore che danza sulla linea di fondo, mette dentro il pallone, ancora Lombardo chiamato agli straordinari, sempre Suore innesca Giannaula, si gira in un fazzoletto Giannaula, arpionato da un avversario ma lascia proseguire il direttore di gara tra le veementi proteste della panchina licatese. Dal nostro rallenti resta più che qualche dubbio. Reazione della Real Agro Aversa che prova a prendere d'infilata la retroguardia licatese, sempre molto alta col proprio baricentro. Suarez trova però il provvidenziale intervento da parte di Moschella, restituisce di lì a poco un DIE il favore al compagno proprio chianese, penetra in area, lascia andare il mancino che impatta sulla faccia alta della traversa. Ultima azione di questa prima frazione di gioco, ancora con DIE che rompe in area senza chiedere permesso. Radente che viene neutralizzato dall'uscita in presa bassa da parte di Moschella, squadra che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-0. Meglio il Licata in avvio, ma occhio alle ripartenze della Real Agro Aversa. Si riparte allora con gli stessi 22, con la prima azione importante al minuto 55. Lombardo riesce a smanacciare in corner il calcio piazzato battuto sapientemente da parte di Maico Candiano. All'ora di gioco però è la Real Agro Aversa che ha l'occasione di portarsi in vantaggio sugli sviluppi di un corner da destra, impatta il pallone da pochi passi Russo, non riuscendo a centrare il bersaglio grosso al 75esimo circa. Cappello svirgola il pallone, si avventa sulla sfera allora la Monica che però strozza il tiro e si divora una ghiottissima occasione. Ultima emozione di questa sfida con Ndie che si mette in proprio, prova a fare l'Osimen di giornata, destro-sinistro Radente che fa la barba al palo alla sinistra di Moschella. E questa l'ultima emozione di questa sfida, triplice fischio e game over al Dino Liotta. Si dividono la posta Licata e Real Agro Aversa, un punto per parte, sale a 17 la Real Agro Aversa, a quota 11 la compagine di mister Pippetto Romano. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. Finalmente a Giarre si festeggia con la prima vittoria pesante, importante anche che fa morale, 1-0 contro il Città di Sant'Agata. Un Giarre che grazie a Infantino ha resettato tutto. È un Giarre che ritorna in carreggiata? Ma sì, decisamente, aveva bisogno sicuramente di sbagliare con i 3 punti che gli danno principalmente, secondo me, morale, danno ossigeno alla squadra, alla società e all'ambiente, quindi ai tifosi. La strada è abbastanza lunga, Infantino è un altro allenatore che conosce benissimo la categoria, devo dire che c'è una rosa che comunque può ambire
consentire a uscire tranquillamente dalle zone basse della classifica, quindi secondo me bisogna trovare un attimino di continuità sotto l'aspetto dei risultati. Attenzione perché poi domenica si va a Trapani, è un campo difficilissimo, Trapani che viene da una sconfitta, quindi sarà una partita da prendere con le pinze per Infantino. Campo difficilissimo col Trapani che viene da una sconfitta, sono pienamente d'accordo, però la Serie D ci sta da qualche stagione a venire qua, ci sta abituando a un equilibrio sostanziale dove non vai in trasferta in determinati campi e sei tra virgolette morto in partenza. Lo stesso Giar è riuscito a fare un punto inaspettato a Cavalli Tirreni contro la Cavese, anche se all'ultimo secondo sul calcio di rigore, ma sempre punto pesante è. Sempre punto pesante è. Quindi, e poi comunque il Giar ha una buona compagine, dicevo, ma davanti ha gente che può risolvere la partita. Infatti Cannavò, appena rientrato da un infortunio, ha poi realizzato questo gol che ha permesso alla squadra di Infantino quantomeno già di assaporare i primi 3 punti che fanno morale, che fanno spogliatoio. Certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Parliamo invece adesso della Gelbison, attualmente prima in classifica, 20 punti che confermano che sicuramente si sta lavorando bene, ormai in società non si nascondono più, mirano al campionato di Lega Pro. Pertanto sino all'ultimo avremo sicuramente questa Gelbison battagliera, così come lo è stata sicuramente in questa partita che l'ha vista trionfare 1-0 contro il Portici 1906. La partita si è conclusa 1-0, ci guardiamo gli highlights. Col fischietto in bocca l'arbitro Vigo della sezione di Pisa dà subito il via alla battaglia, quella calcistica. Intanto se ne va Gagliardi, ancora Gagliardi. Intanto Gagliardi all'interno della conclusione di Gagliardi. Alta sopra la traversa, applausi per lui. Giuliano interessante per Oggiano, ottimo il controllo di petto, mette giù il pallone, salta un uomo ancora all'interno dell'area. Oggiano una serie di finte, si appoggia all'indietro, il cross verso il centro. 3 contro 3, ancora Oggiano, va a servire per Pipolo, cerca di girarsi in mezzo a 4 uomini. Pallone interessante per Giuliano sulla sinistra, la conclusione del capitano. Al centro dell'area, la conclusione! Il fischio dell'arbitro arriva in questo momento, palla pericolosa, smanaccia D'Agostino, mette fuori Pipolo e Izzo, pallone al centro del campo, riconquista la Gelbison con Oggiano, l'1 contro 1 di Oggiano, se ne va via anche Gagliardi, interessante il corridoio, cerca di uscire il portiere Schaper, lo fa benissimo. C'è questa ripartenza, Tanto è 3 contro 3 Gagliardi. Cerca di saltare l'uomo, pallone per Lavardera, si fa vedere Oggiano, non lo vede Lavardera, la conclusione di pugno, mette fuori Schaper. Gagliardi sul pallone, vicino a lui c'è Oggiano, a mani alte al cielo a chiedere lo schema, pallone verso il centro, Lavardera di testa, l'ultimo a toccare. Ancora il numero 77 rossoblu, cerca di saltare l'uomo, una finta, una volée, la conclusione di sinistro. Lungo per Gagliardi, posizione regolare, interessante per Graziani che non colpisce benissimo, viene atterrato Gagliardi, calcio di rigore per la Gelbison quando siamo a 11 minuti dal fischio d'inizio. Pronto Giuliano, la conclusione, bene, precisa, millimetrica, e c'è il gol del capitano Giuliano. La conclusione forte di Giuliano sul primo palo, ha tentato Giuliano dalla distanza, ben attento Schaper. Ancora 3 minuti da giocare circa, intanto c'è rabbia alla panchina della Gelbison, era regolare questo tocco, viene ammonito mister Esposito. Malte Maranzino, pallone verso il centro, di testa la Gelbison, cerca di mettere fuori, recupera il Portici, il cross, tiro cross del numero 6 Scala, pallone che finisce tra le mani del portiere Schaper e c'è il triplice fischio dell'arbitro che mette fine a questo match.
Io sono molto emozionato, sono davvero felice. Chiaramente i complimenti vostri fanno piacere, chiaramente vanno fatti a tutti, alla squadra, alla società, allo staff, a tutti quelli che ci ruotano intorno, al pubblico che ci sta sostenendo. Credo che sia una bella storia di tutti e per tutti. Continuiamo a concedere pochissimo, quasi nulla, e va dato merito a questi ragazzi. Anche quando le energie fisiche sembrano venire meno, tirano fuori qualcosa. Io davvero faccio fatica a capire da dove prendono queste energie, però sono encomiabili. Anche oggi hanno lottato fino al 96esimo, fino al 97esimo e hanno concesso pochissimo. Il rammarico mio dopo il gol è che probabilmente alcune azioni gestite meglio ci avrebbero potuto portare al raddoppio e probabilmente a chiudere il match. Io e tutto l'ambiente Gelbison abbiamo dichiarato apertamente quali sono i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono di giocarcela con tutti. Poi se siamo noi la squadra da battere, la Cavese, il Lamezia, il Trapiano, questo lo dirà il campionato col passare delle giornate. Chiaramente noi abbiamo intenzione di fare qualcosa di speciale, non abbiamo l'obbligo a differenza di altre squadre, questa è una differenza sostanziale. Noi possiamo vincere, le altre squadre devono vincere, è diverso, il dovere e il potere, è una bella differenza. Certo, per mia abitudine ritengo sia opportuno sempre complimentarsi con chi vince, perché chi vince vuol dire che qualcosa in più degli avversari ha sempre fatto, e chi perde ha fatto sempre qualcosa in meno. Il rammarico è di aver regalato un calcio di rigore, quegli errori secondo me vanno evitati assolutamente, soprattutto per una squadra come la nostra, che come ha detto lei ha tenuto bene il campo, ha tenuto bene il pallino del gioco, non siamo stati pericolosi ma non abbiamo nemmeno subito, poi del resto siamo venuti qua con dei giocatori troppo importanti in meno, ma questo non è una scusata, però la aggiungiamo a questo errore, che perdere qui con un calcio di rigore veramente fa tanta malizia. Vittorio, ma cosa succede a Messina? Questa FC che continua a non fare risultati continui, adesso c'è questa sconfitta interna contro il Rende, qualcosa non va, hanno cambiato allenatore, l'atmosfera sembrava insomma riprendersi e adesso di nuovo il baratro. Io personalmente sono sincero, non conosco bene la situazione in questo momento che sta vivendo l'FC Messina. Dall'esterno evidentemente il nome Messina lascia intendere che le aspettative del campionato soprattutto insomma un FC Messina che veniva da una stagione che sappiamo tutti pazzesca. Sì, vabbè, quello poi è stato due squadre della stessa città che hanno fatto un campionato tiratissimo sino alla fine, di vertice. Credo che però, io ho letto la formazione lunedì sul giornale e non mi sembra però che sia attrezzata come l'anno scorso, quindi non da poter fare un campionato di vertice importante come quello dell'anno scorso. Sicuramente sta mancando qualche risultato, il cambio dell'allenatore la dice tutta, quindi significa che al momento comunque non si sta vivendo un momento di serenità. Beh, vedremo cosa succederà nelle prossime domeniche. Per intanto ci guardiamo il servizio, appunto la vittoria fuori casa importantissima per il Rende 2-1 proprio contro l'FC Messina. I padroni di casa non riescono a bissare il successo di mercoledì sul campo del Portice, davanti ai propri tifosi perdono un importante scontro diretto in chiave salvezza. Una sfida che si era aperta bene per i giallorossi, bravi dopo il tentativo in apertura di Licciardello respinto da Vittica, a sbloccarla al 14esimo quando Santa Paola con un perfetto colpo di testa mette alle spalle dell'estremo biancorosso il corner battuto da Bramati. Per il classe 2003 è la prima rete in campionato. Il Rende accusa il colpo e al 19esimo i padroni di casa hanno la grande chance per raddoppiare
su calcio di rigore concesso dal signor Aronne per il fallo di Palma sull'Incerdello, ma dagli 11 metri Giordano si fa respingere il tiro da Mittica che manda in angolo. Dal successivo corner di Bramati la palla arriva poi dalle parti di Castiglia, che al volo però non trova lo specchio della porta. Bersaglio che sul finire di primo tempo non c'entrano nemmeno Santapaola prima e Aliaga poi, con le conclusioni del limite che sorvolano di poco la traversa. Nella ripresa però, dopo il destro in apertura di Giordano bloccato centralmente da Mittica, il Rende comincia a spingere e al minuto 54 solo una super parata di Giannini neca a Abbi la gioia del pareggio. I biancorossi sfiorano l'1-1 anche pochi secondi dopo con la girata acrobatica di Palma che manda sul fondo l'assist di Abbi. Passano 10 minuti ed è l'FC Messina ad andare a centimetri dal raddoppio con la spettacolare rovesciata di Giordano che esce a fil di palo, ma al minuto 63 la formazione calabra rimette tutto in equilibrio grazie a Palma che raccoglie il perfetto cross dalla sinistra di Corbo e di testa manda alle spalle di Giannini il pallone che vale di fatto l'1-1 e il suo quarto centro in campionato. I giallorossi non si perdono comunque d'animo e tornano a farsi vedere dalle parti di Mittica con i tentativi di Santapaola al 69esimo che sfiora l'incrocio dei pali e Aliaga un minuto dopo il cui tiro dal limite non inquadra lo specchio della porta. Poi però il Rende torna ad attaccare dopo un calcio di rigore invocato dai biancorossi per un presunto fallo di Tosolini su Abbi. Gli ospiti ribaltano tutto al minuto 78 quando ancora Palma raccoglie il traversone dalla destra di Chiodo e da pochi passi supera Giannini, facendo così FC Messina 1, Rende 2. Per l'attaccante biancorosso doppietta personale e quinto centro in campionato. Una rete questa molto contestata dai padroni di casa per la posizione di fuorigioco dello stesso Palma che dalle immagini sembra effettivamente avanti al momento del cross di Chiodo. Il Rende la potrebbe chiudere definitivamente 100 secondi più tardi su calcio di rigore concesso dal fischietto di Roma 1 per un fallo di Perez su Abbi, ma il tiro dagli 11 metri di Palma trova la pronta risposta di Giannini che respinge. Nonostante l'errore dal dischetto è ancora la squadra di Cavaliere ad avere altre due occasioni per calare il tris con Abbi e Boito. La difesa giallorossa si salva, poi nei minuti di recupero l'11 di Ferraro tenta il forcing disperato per rimettere le cose a posto, ma il destro di Thiam non sortisce l'effetto sperato. Con questo successo il Rende centra la prima vittoria fuori casa del campionato, si porta in classifica a quota 7 punti e scavalca l'FC Messina che rimane invece a 5 e conosce il primo KO della gestione Ferraro. Ha avuto vita difficile a Castrovillari invece la Cavese, una Cavese che insomma all'inizio si pensava che poteva fare quasi un solboccone in questo girone I, invece poi ci siamo accorti che pian pianino molte altre realtà l'hanno pure superata, no? Paternò, la stessa Gelbison, rimane comunque sempre un'intelaiatura di grande qualità. Io credo che anche pareggiando a Castrovillari conferma la sua forza in questo girone I. Castrovillari è un campo difficilissimo dove non sarà per nessuno facile andare a fare punti. La Cavese a mio parere è tra quelle che possono chiaramente ed evidentemente ambire al primo posto insieme alla Gelbison, però come ho detto prima in questo momento la continuità di risultati di squadre come il Paternò, come il San Luca, come lo stesso Cireale evidentemente stanno un attimino mirando e depotenziando quello che in realtà potrebbe essere la lotta per il primo posto. Io credo che fra altre 5-6 giornate si inizierà a capire veramente chi sarà in grado di poter fare la Insomma, bisogna aspettare Natale. Ma un po' prima, sì, metà dicembre, perché lì là sarai poi in grado di poter capire chi tra queste che noi troviamo oggi in vetta ha la reale forza di poter fare un campionato di vertice. Io parlerei anche di forza economica, no? Perché tu arrivi ad un punto della stagione dove probabilmente se fai un acquisto un po' più particolare, anche fuori dalla media dal punto di vista economico, può essere la svolta in positivo, no? Certo, quello è un altro fattore che si potrà andare a inserire, perché è chiaro che se ci dovessero essere squadre che si trovano lì a poter lottare
e si rendono conto che con 1 o 2 inserimenti di spessore avviene il salto, possono fare un determinato salto, e allora lì poi sarà tutto da vedere. Però è chiaro che dopo 10-12 giornate è più facile delineare quali saranno le vere gerarchie del campionato. Assolutamente. Sentiamoci le interviste post partita dopo questo pareggio tra Castrovillari e Cavese. È stata una brutta partita, senza conclusioni in porta, dove non siamo riusciti a dare il ritmo che volevamo, a ripetere la prestazione di mercoledì, e nonostante l'impegno c'è stato, però non siamo riusciti a ripetere la brillante prestazione di domenica. Non abbiamo fatto l'errore di Troina di sbilanciarci, però sicuramente è un passo indietro rispetto a quella che è stata la prestazione di mercoledì. Non voglio cercare alibi, perché la prestazione è stata brutta, al di sotto di quelle che sono le possibilità della squadra, quindi dovremmo cercare di vedere, di analizzare, di porre rimedi, perché le aspettative sono alte e questa prestazione sicuramente non soddisfa in primis i calciatori e noi che abbiamo visto questa partita. Se io penso che a Troina invece di perdere avessimo pareggiato, avevamo un punto in più. Questa è una tappa d'avvicinamento a quello che è la cavalcata di tutto l'anno. Non bisogna avere fretta, non essere drammatici nei giudizi, ma bisogna cercare di correre ai ripari e di alzare il livello delle prestazioni rispetto a quella che abbiamo fatto oggi qui a Castrovillari. Castrovillari è una piazza importante, sono felice di essere qui, e soprattutto grazie alla società, e poi devo dire che sono contento perché in poco tempo siamo riusciti a formare veramente un bel gruppo, e penso che il campo dopo dia i risultati. Quando hai un gruppo affiatato, un gruppo che si sacrifica, che lavora e sa qual è il proprio obiettivo, credo che poi il campo dà le risposte. Abbiamo la possibilità intanto di recuperare un po' di energie e poi di metterci al lavoro, perché domenica, come tutte le domeniche, ci aspetta una grande battaglia. Ho volutamente lasciato per ultimo il Paternò, intanto perché non abbiamo immagini, in quanto, come tu ben sai, la partita è stata sospesa al 15° minuto del primo tempo per un forte vento. Tra l'altro Paternò, che stava già vincendo 1-0, la partita verrà recuperata, non sappiamo ancora la data, però parliamo di questo Paternò che effettivamente ha sorpreso tutti. La determinazione con la quale Alfio Torrisi ha affrontato questo suo debutto nel campionato nazionale dilettanti ci fa pensare che la sua squadra assomiglia molto a lui, come carattere, come determinazione. Sta sbalordendo un po' tutti, devo dire però che lo sta meritando, il campo dice questo, quindi c'è al momento da fargli soltanto i complimenti. Generalmente le squadre assomigliano un po' tutte le squadre al proprio allenatore, è vero. Lui è evidentemente un carismatico, un meticoloso, è uno che lavora abbastanza bene. E poi ci piace perché dice spesso il mio staff, quindi fa sentire partecipe tutto il suo gruppo di lavoro. Questo aumenta la stima che ha appunto il gruppo nei confronti dello staff tecnico. Il gruppo inteso come spogliatoio con i giocatori e staff tecnico è fondamentale per l'ottenimento dei risultati. Se questo poi è unito alla fiducia e al sostegno da parte della società, sicuramente si può fare. Io aggiungerei anche i tifosi, Vittorio, perché in questo momento a Paternò sono a 1000. I tifosi in questo caso a Paternò sono una forza in più, perché comunque è una piazza abbastanza calda, una piazza che si fa sentire e che ha sempre avuto, diciamo, una storicità importante per quanto riguarda la tifoseria. Alfio Torrisi sta confermando quello che è stato il buon lavoro fatto l'anno scorso ad Aci Sant'Antonio, 3 anni intensi, certo. Quindi devo dire che bisogna fargli soltanto i complimenti, glieli faccio sinceramente, perché
io ritengo che è molto facile fare delle supposizioni, ma l'unica verità che parla nel campo, sono i risultati, nel calcio è il campo. È una classifica. E quando il campo dice che i risultati sono dalla sua, bisogna togliersi il cappello e dirgli bravo. Condivido appieno. Tra l'altro domenica c'è uno scontro importantissimo, Paternò-Gelbison. Io sono sicuro che ci sarà lo stadio strapieno, ma soprattutto secondo me questo Paternò, visto sin qui, può veramente fare lo sgambetto alla Gelbison. Ma guarda, nulla voglio un pronostico, Vittorio. Ma il mio pronostico per simpatia e per sicilianità è 1. Vabbè, chiaro, Paternò. Su questo non c'è però dubbio. Coscienti che insomma la Gelbison, coscienti che la Gelbison è una squadra importante, però coscienti che l'uno può venire sul vero senso della parola. Certo. Al momento, ripeto, il Paternò ha dimostrato solidità e compattezza, perché comunque è una squadra che subisce poco, che ha preso credo pochissimi gol. Sì. E questi sono dati e con facilità va a rete quasi sempre nel primo tempo. Tra l'altro il presidente, insomma, abbiamo avuto modo di sentirlo insomma, qualche giorno fa, continua a parlare di salvezza. Mi sembra un po' esagerato pensare in questo momento al discorso salvezza. Allora, secondo me, al mio parere, invece è una considerazione giusta quella che fa il Presidente, perché non bisogna esaltarsi più di tanto, perché questo potrebbe avere un effetto controproducente sia per la squadra che per la tifoseria. Però godersi il momento sì. Godersi il momento è importantissimo, certo. Su questo non c'è dubbio. Il Presidente sicuramente si è detto questo e perché è consapevole che ha allestito una compagine che obiettivamente all'inizio della stagione non si poteva pensare che potesse mirare al primo posto finale, e quindi di conseguenza è coerenza quello che lui dichiara. Dall'altra parte sognare non costa nulla e al momento il lavoro li sta premiando. Bene, allora a questo punto attendiamo con ansia questo big match di domenica tra il Paternò e la Gelbison. Ci sarà il tutto esaurito e siamo contenti perché così finalmente il pubblico potrà gustarsi sicuramente un evento straordinario del calcio dilettantistico. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio e parleremo subito dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Partiamo subito con il campionato di eccellenza. Sia il girone A che il girone B hanno riservato sicuramente parecchie sorprese. Partiamo subito con il girone A. Settima giornata, questi gli incontri disputati. Castellammare batte Parboval 2-1, Rindiata Acragas 2018 Casteltermini, Canicattì batte Don Carlo Misilmeri 1-0, Rindiata anche la partita Enna Monreale. Nissa batte Dolce Onorio Marsala 2-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Pro Favara 3-1, Mazzarese.2 batte Cus Palermo 2-0 ed infine Unitas Sciacca batte Mazzara 4-1. In classifica abbiamo la conferma della Mazzarese.2 ma soprattutto la conferma anche del Canicattì. Sono infatti queste le 2 squadre in testa in questo girone A del campionato di eccellenza, con 13 punti la Nissa, l'Acragas 2018 ed il Castellammare, 12
12 punti per la Don Carlo Misilmeri, 11 per l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, 10 punti per il Mazzara, 9 punti per l'Unitas Sciacca ed il Pro Favara, 7 punti per l'Enna, 6 per la Parmonval, 5 punti per il Casteltermini, con 3 punti il Cus Palermo e chiudono con 2 punti il Monreale ed il Dolce Onorio Marsala. L'Enna Calcio deve recuperare 2 partite, mentre una partita debbono recuperarla l'Acragas 2018, l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, il Casteltermini ed il Monreale. Parliamo adesso del prossimo turno, si giocherà domenica prossima questi gli incontri: Cus Palermo Parmonval, Castellammare Acragas 2018, Casteltermini Enna Calcio, Dolce Onorio Marsala, Oratorio San Ciro e San Giorgio, Monreale Unitas Sciacca, Pro Favara Canicattì, Don Carlo Misilmeri Mazzarese Punto 2 ed infine Mazzara Nissa. Da dove vogliamo partire? Da questo Canicattì che vince uno scontro importantissimo contro la Don Carlo Misilmeri. Giochi fatti oppure ancora tutto aperto? Tutto apertissimo perché sono il girone A, c'ha almeno 5 squadre tutte attrezzate. Io metterei 7. Secondo sì, me anche 7. Se la vogliamo allargare, ma almeno 5-6 sicuramente attrezzate per il primo posto. Canicattì e Misilmeri sono tra queste, non c'è dubbio. Quindi che poi puoi andare a perdere uno scontro diretto fuori casa, tra virgolette, ci può anche stare. Vabbè, ma lo stai perdendo alla 7ª giornata. Lo stai perdendo alla 7ª giornata. Io credo che nel girone A la continuità di risultati con le squadre di media e bassa classifica poi farà una differenza invece nella parte alta della classifica. Certamente, non perdere punti con le squadre di media e bassa classifica farà la differenza, perché negli scontri diretti può succedere di tutto, perché sono squadre importanti: Misilmeri, Canicattì, Acragas, Mazzara, e non ci dimentichiamo Enna, la Nissa, sono tutte squadre che in casa e fuori nello scontro diretto possono fare il risultato. Quindi occhio a quello che sarà invece la continuità con quelle della media e bassa classifica, che probabilmente alla fine darà... Possono far saltare quasi il banco. Sì, decisamente sì, perché poi ci sono mine vaganti, perché per esempio l'Oratorio San Ciro e San Giorgio non è una squadra da sottovalutare. Eppure 11 punti, mica so pochi. Il Pro Favara non è una squadra da sottovalutare, perché è un'altra squadra importante, è un'altra squadra che ti può fare male, quindi un bel girone il girone A. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Canicattì 1-0 contro la Don Carlo Misilmeri. Stadio Saraceno di Ravanusa, 7ª curva del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. La Don Carlo Misilmeri rende visita al Canicattì, reduce dalla vittoria esterna sul campo del Cus Palermo nell'ultimo turno sconfitta invece in terra favarese per la compagine palermitana. Partita condizionata come in tutta la Sicilia dal forte vento. Pronti e via, Don Carlo gestisce il primo possesso, ma sarà un monologo del Canicattì nel primo tempo che rompe il ghiaccio al secondo di gioco con la punizione alta sopra la traversa. Al terzo minuto Di Mercurio prova a mettersi in proprio, cerca l'Eurogol di giornata, sorvola la trasversale della porta di Zoom al settimo, maturerà il vantaggio Racinaro con Iraci che raccoglie calamita questo pallone vicino al dischetto e lo scaraventa alle spalle di Zoom per il vantaggio dei ragazzi di Mister Bonfatto. 1-0 al Saraceno di Ravanusa, ma non è ancora sazia la compagine Racinara, che al decimo ci prova con Di Mercurio, pennellata per la testa di Gueye, non inquadra lo specchio della porta. Al quarto d'ora ancora un tennis Di Mercurio, mostra i muscoli, serve Iraci, la specialità della casa, il collo esterno destro, non inquadra lo specchio della porta di Zoom. Al 25esimo recupera palla Iezzi, ci prova dalla sua mattonella Iezzi, scalda i guantoni e l'estremo difensore la Don Carlo, sempre e solo Canicattì. Al 40esimo lancio lungo per Gueye che scappa via, riesce ad arginare l'intervento di un avversario, attendere la corrente Morana che stoppa la sfera, prova a calciare, ennesima soluzione balistica che sorvola la trasversale. 43esimo, palla lunga da Prividera direttamente da fallo laterale, raccolta da Raimondi che ci prova, strozzato il suo destro. Un minuto più tardi ancora locali in avanti, il tentativo, l'ultimo di questa prima frazione di gioco è da parte di Garufo. Ennesima soluzione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta. Termina così la prima frazione di gioco, 1-0 in favore della compagine Racinara. Decide qui la rete di Raci, nonostante la gran mole di gioco prodotta. Dovremo attendere il 50esimo per la risposta ospite con la palla scodellata dentro da Concialdi. Tiscione non riesce
successivamente inquadrare lo specchio e la porta. Iraci va via sull'autodestro, palla dentro per Iezzi, da pochi passi non riesce a ribadire alle spalle di Zummo, che nel tentativo di far ripartire l'azione veloce regala il pallone a un avversario. Si tratta di Garufo, prova il destro a giro anche in questa occasione, impreciso. Minuto 67, la Don Carlo ci prova con questa conclusione mancina che fa percorrere un brivido lungo la schiena di Gutto. 72esimo, Don Carlo pericolosa, Raimondi in prima battuta e poi ancora la coppia Raimondi-Gutto a salvare il risultato. 75esimo, la punizione di Garufo è imprecisa e sorvola di una spanna alla traversa della porta di Zummo. Ultima azione di questa sfida con il contropiede di Gradito che serve il pallone all'ultimo arrivato. Cantavenero spara a salve col mancino sulla traversa. Ultima emozione di questa sfida, triplice fischio e game over al Saraceno di Ravanusa. Canicattì si impone su Don Carlo Misilmeni per una rete a 0, decide la marcatura al settimo di gioco di Benny Iraci, mantiene la vetta della classifica a quota 16 in coabitazione con la Mazzares, la compagine di Mister Bonfatto. Abbiamo poco da parlare perché la partita è stata molto chiara. Il primo tempo è stato un primo tempo dove abbiamo cercato di trovare delle distanze e delle misure, anche perché noi abbiamo una squadra fisicamente molto rapida, molto tecnica, quindi questo vento non ci permetteva di prendere metri assolutamente, ma non è un alibi perché fondamentalmente potevamo stare più attenti un attimino, ma succede sul calcio piazzato, ripeto, abbiamo giocato contro una grande squadra pure loro, quindi faccio i complimenti ai ragazzi. Il secondo tempo penso che avete visto tutti, no? Squadra che è stata sempre là dentro, abbiamo rischiato qualcosa in ripartenza, ma siamo stati propositivi, abbiamo avuto sempre noi la palla, il pallino di gioco, abbiamo sempre spinto sull'acceleratore, abbiamo creato tutti i presupposti per pareggiarla. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla, però ripartiamo da questo secondo tempo dove il vento non ce n'era più, dove ci siamo messi a giocare con grande forza e ci siamo anche divertiti, perché poi questo deve essere il nostro spirito, perché alla fine la squadra nel secondo tempo, non so quante squadre verranno qua a Canicattì a fare questo secondo tempo qui, quindi è vero che abbiamo raccolto poco, è vero, ma dobbiamo ripartire forte da quello che abbiamo lasciato qui come mentalità, e anche a livello di forza dobbiamo continuare a mantenere la nostra solidità, e che ancora il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare. Ho trovato dentro lo spogliatoio un gruppo di ragazzi che ha poco da rimproverarsi, perché dico sempre che quando una squadra, anche il club, ci ha messo in tutte le condizioni di venire qua, una trasferta lunghissima, quando facciamo tutte le cose che dobbiamo fare, abbiamo spinto in settimana, abbiamo poco da rimproverarci. Naturalmente siamo tutti rammaricati perché sappiamo che in queste due partite abbiamo raccolto meno di quello che secondo me meritava il gruppo, però sappiamo anche che ancora il percorso è lungo, ci saranno ancora tantissime battaglie, ripartiamo da martedì forti e soprattutto consapevoli che non ci dobbiamo mai fermare davanti agli ostacoli. Questi ostacoli, queste due sconfitte ci hanno lasciato qualcosa, sono degli ostacoli che devono diventare opportunità e che ci aiutano a crescere. Parliamo velocissimamente anche dell'Acragas che non ha giocato domenica, tra l'altro oggi si sono allenati, stiamo guardando alcune immagini, un Acragas 2018 che conferma comunque di avere una forza anche organizzativa, tecnica per ambire alla vittoria finale. Ma non c'è dubbio. E poi tu sei un grande amico di Giuseppe Anastasi. Stiamo parlando del mister Anastasi che è un grandissimo amico mio, lo sappiamo tutti il passato trascorso che abbiamo insieme a Siracusa anche. E quindi dei successi che abbiamo avuto insieme, quindi tengo anche a sottolinearlo. È coadiuvato dal direttore Cammarata, alle spalle c'è una società importante, una città importante, piazza importantissima, quindi diciamo ci sono tutti gli elementi per poter fare abbastanza bene. Consideriamo che in questa classifica l'Acragas ha una partita in meno e una partita persa a tavolino, quindi con una classifica che potrebbe diventare, in questo momento
l'Agragas sarebbe prima in classifica. Assolutamente, perché 16 punti nel recupero vincendolo senza la partita persa a tavolino, perché credo, se non ricordo male, era finita 0-0 a Caltanissetta. Togliamo 2 punti alla Nissa, la classifica direbbe Agragas prima. Però voglio dire, anche lì bisogna lottare sino alla fine e quindi non devono mollare. Chi conferma che sicuramente è una squadra da prendere con molta attenzione è il Castellammare. Stiamo guardando nel frattempo le 2 reti di Cardinale, 2-1 contro la Parmonval. Di questo Castellammare nessuno parla, eppure è lì in classifica con 13 punti, altissimo. Certo, non c'è dubbio, partenza importante, partenza sprint, squadra discreta con elementi ed esperienza di un certo livello, però ovviamente a mio parere non attrezzata come quelle che abbiamo nominato prima. In questo momento la continuità gli sta dando ragione e quindi sta accumulando punti importanti. E della Mazzarese punto 2? Anche lì nessuno dava un punto a questa squadra che veniva ripescata dalla promozione, si era pensato ad una possibile fusione con l'Altro Mazzara, poi abbiamo ben capito che le strade sono totalmente diverse. Intanto questo Mazzara punto 2 è primo in classifica, mentre l'altro Mazzara zoppica vistosamente. Sì, è vero, ma infatti, come ho detto, ci sono quelle che abbiamo nominato prima, evidentemente attrezzate per il primo posto, però quest'anno il girone A sarà veramente un bel girone, perché come dicevamo le mine vaganti sono parecchie e possono mettere in difficoltà chiunque. Sino ad ora abbiamo nominato il Castellammare, abbiamo nominato l'Oratorio San Ciro e San Giorgio, c'è in questo momento la Mazzarese. La Parmonval in casa non è che sia una squadra difficilissimo giocare lì in quel campo. È attardata, ma la Parmonval in casa è un'altra squadra che dà filo da torcere. Tra l'altro da poco è tornato c'è Tarantino che è rientrato nei ranghi, e quindi un giocatore importante d'esperienza. E poi abbiamo sempre il famoso gruppo di Enna che deve recuperare 2 partite e quindi ancora quasi inespresso. Enna con 2 partite da recuperare si ritroverebbe pure lì, e anche lì c'è Sebbi Catania come allenatore, una società che nelle ultime stagioni sta facendo di tutto, investito tantissimo, sta facendo di tutto per poter vincere, quindi ottima competizione, bella. Voglio farti vedere alcune immagini della Mazzarese punto 2, la vittoria contro il CUS Palermo, una Mazzarese punto 2 che sembrerebbe veramente una squadra che in pochi conoscono, ma che tutti pensano di affrontare facilmente, invece va affrontata in una maniera totalmente diversa, come del resto qualcuno ha già fatto. Ma vedi, tu hai detto una cosa importante, Ettore, la Mazzarese viene affrontata, è stata affrontata sino ad ora come una squadra che magari tra abbordabile, poteva essere abbordabile. Quando poi tu invece incontri una squadra che è organizzata bene, c'ha qualità, magari qualità non importante a livello di nomi, ma qualità di ragazzi che organizzativamente che predisposta e tatticamente interessante in campo. E allora ti può mettere in difficoltà. La maturità della Mazzarese verrà fuori nel momento in cui inizierà a essere affrontata non più come domenica una partita abbordabile, ma domenica c'è la Mazzarese. Allora lì dobbiamo andare a capire poi il vero reale valore di questa squadra. Sembrava facile per il Pro Favara riuscire a portare punti da Marineo, non è stato così. La vittoria 3-1 della squadra appunto del Marineo conferma che, come dice giustamente anche mister Vittorio Iemma, nulla è scritto, bisogna giocare le partite e bisogna vincerle. In questo caso l'Oratorio San Ciro e San Giorgio ha vinto una partita impegnativa contro il Pro Favara 3-1, quindi merito sicuramente per la squadra palermitana. Sentiamo il mister. Devo ringraziare il Presidente, la società, soprattutto lo staff che tutti i giorni si spende per aiutare questo gruppo che oggi è stato fantastico. Affrontavamo una squadra molto organizzata, domenica scorsa
Ho avuto modo di vedere poi la gara in differita e quindi complimenti allo Sciacca, siamo felici di come stiamo andando, dei 3 punti presi, di come li abbiamo conquistati e pensiamo adesso alla prossima. Produciamo una grandissima mole di gioco, abbiamo fatto 3 gol, ne potevamo fare altri, abbiamo subito una traversa, le partite sono così, quindi ripeto siamo felici di aver centrato la 4ª vittoria consecutiva e mi auguro di non fermarci. Siamo stati equilibrati quando abbiamo perso da Agrigento contro l'Agra, se siamo equilibrati oggi che abbiamo vinto un bel po' di partite consecutive, mi auguro di vincere quella contro l'Enna di mercoledì. Avevamo letto inizialmente le prime 7 giornate di calendario che sono state ed erano comunque difficilissime, ma in questo campionato le partite, cioè le squadre sono tutte sullo stesso piano, quindi siamo contenti di aver affrontato queste prime 7 gare di campionato con il pio giusto, con l'atteggiamento giusto, con la voglia giusta e dobbiamo continuare su questa strada. Altra squadra da prendere con le pinze in questo girone A del campionato di eccellenza è sicuramente l'Unitas Sciacca, che liquida con un perentorio 4-1 il Mazara Calcio e fa capire a tutti che bisogna aspettare ancora qualche altra settimana, ma se questo Sciacca fa qualche altro punto pesante probabilmente potrebbe dire la sua anche nel proseguo e chissà anche in prospettiva playoff. Sciacca è la conferma che il girone A quest'anno dell'eccellenza ricorda tempi passati di campionati veramente importanti. Beh, molte squadre militavano anche nel campionato di Serie D meno di 10 anni fa. Appunto, e quindi dico, Sciacca è un'altra piazza importante, stadio vero, stratosferico, tifoseria importantissima, 4.000 paganti anche. Quindi diciamo è una situazione dove poi tra l'altro quest'anno Sciacca hanno puntato molto su una ossatura che è costruita da giocatori italiani, siciliani e da argentini e devo dire che hanno pescato abbastanza bene. C'è l'esterno ex AC Sant'Antonio Yudo Aga che l'anno scorso aveva avuto poco spazio lì, sta facendo abbastanza bene e poi è ben guidata perché c'è Geraldi, c'è Toto Cribello che dà una mano a Geraldi e si occupa del settore giovanile, quindi anche lì c'è una struttura di gente. Non sottovalutate questo Sciacca, no, sei d'accordo? No, assolutamente no, non è una squadra da sottovalutare. Bene, e adesso voltiamo pagina, continuiamo a parlare del campionato di eccellenza, è arrivato il momento di parlare del girone B. Anche qui, settima giornata del campionato, subito i risultati. Città di Siracusa batte Atletico Catania 5-0. Rinviata la partita Città di Taormina Igea 1946. AC Catena batte Carlentini 2-0. Nebros batte Città di Viagrande 1-0. Pareggio tra Leonzio 1909 e Virtus Ispica 2020 2-2. Vittoria a tavolino 3-0 del Ragusa contro l'AC Sant'Antonio. Ionica FC batte Real Siracusa Belvedere 2-1. Ed infine Palazzo batte Santa Croce 1-0. In classifica troviamo in testa il Ragusa con 19 punti, con 16 l'Igea 1946 e la Ionica FC, con 15 il Città di Taormina, con 13 punti Leonzio 1909 e Nebros, 12 punti per il Carlentini, 10 per il Real Siracusa Belvedere, 9 punti per la Catena, 7 per il Palazzolo, con 6 punti il Città di Siracusa e la Virtus Ispica 2020, 4 punti per il Santa Croce, 3 per il Città di Viagrande, 0 punti per l'Atletico Catania e -1 per l'AC Sant'Antonio. Prossimo turno si giocherà domenica prossima, AC Sant'Antonio Atletico Catania, Carlentini Real Siracusa Belvedere, Città di Siracusa Città di Viagrande, Ionica FC Città di Taormina, Nebros Palazzolo, Santa Croce AC Catena, Virtus Ispica 2020 Ragusa Calcio ed infine Igea 1946 Leonzio 1909.
Beh, io direi subito di partire dall'ACI Sant'Antonio, perché domani ci sarà il recupero, se non si presenteranno verranno esclusi dal campionato. Questo ci fa capire che questo girone B, all'inizio avevamo anche il problema Atletico Catania che sembrerebbe leggermente risolto, questo girone B certamente ha un handicap, due società che forse probabilmente già ad inizio stagione non dovevano essere ammessi. La scelta della Lega di farli partecipare era probabilmente speranzosa, però si sta rivelando sicuramente un po' dannifica proprio anche per il proseguo di un campionato più equilibrato. Che ne pensi, Vittorio? Sì, non c'è dubbio, il fatto che comunque la Sant'Antonio era poco prevedibile che facesse questo sì, effettivamente ha un po' spiazzato tutti. Questo tipo di fine. L'Atletico Catania aveva finito la scorsa stagione con i playoff, quindi neanche lì si poteva immaginare che non ci fosse una continuità sotto questo aspetto. Quindi dall'altra parte devo dire che la Lega nel momento in cui riceve l'iscrizione non può avere la sfera magica e capire quali siano le intenzioni. Non può mai immaginare che poi dietro non c'è nulla. Sì. Dall'altra parte, giustamente, come tu dici, poi non dico allora falsare il campionato no, perché poi alla fine siamo ancora alla settima giornata. Siamo alla settima giornata. Questo è anche vero. Diciamo che la classifica verrebbe leggermente cambiata. Per esempio, ora tu hai detto Ragusa 19 perché vengono considerati certo i 3 punti verrebbero tolti nel caso in cui l'ACI Sant'Antonio viene escluso. Quindi diciamo che saremmo ancora nei tempi necessari che non va a stravolgere chissà che cosa, perché poi questo è anche vero. Lo falsi quando? Lo falsi nel momento in cui magari la Sant'Antonio si ritirava dopo aver fatto però 5-6 partite dove aveva tolto punti a qualcuno. Certo. Ma del resto però stiamo parlando di due squadre che comunque ad oggi sono entrambe a 0 punti, quindi alla fine tutto sommato la sofferenza è più limitata. Sì, vai ad accorciare quello che è la classifica, ecco, questo sicuramente sì. Peccato. Un girone B dove vede in testa appunto il Ragusa, a seguire abbiamo questa Egea 1946 che doveva giocare contro il Taormina, la partita è stata rinviata e attenzione perché attualmente al secondo posto troviamo la Ionica FC. Nessuno parla di questa Ionica, eppure lì adesso seconda in classifica, con la possibilità secondo me già a partire da domenica di giocare una partita impegnativa contro il Città di Taormina, pertanto probabilmente già domenica possiamo capire quale sarà il vero percorso della squadra ionica. La Ionica non è secondo me una sorpresa, Ettore, perché comunque la Ionica già questa è la terza stagione che si conferma squadra di media alta classifica. Lavorano con lo stesso gruppo ormai dalla quarta stagione consecutiva, quindi considerando anche quando erano al campionato di promozione, e questo è molto importante. Io l'ho affrontati due domeniche fa, hanno cambiato allenatore per l'ennesima volta, ma tu vedi giocare una squadra sempre alla stessa maniera, quindi questo significa che comunque riuscire a mantenere lo stesso blocco, la stessa ossatura di giocatori è molto importante per chi poi va a lavorare e a gestire questo tipo di gruppo. Non è una squadretta da prendere alla leggera. No, assolutamente. Un 2-1 che ha permesso appunto alla squadra ionica di raggiungere questa seconda posizione. Guardiamoci gli highlights. Proprio una giornata storta sicuramente per il risultato e per il primo tempo, dove meritavamo assolutamente di perdere perché avevamo paura, non giocavamo come giochiamo solitamente, non trovavamo linee di passaggio e quindi loro ci pressavano bene, facevano un buon gioco, hanno preso coraggio e quindi assolutamente meritavano di vincere loro. Negli ultimi 10 minuti del primo tempo e tutto il secondo tempo sicuramente è stata più compromessa un po' dall'arbitro, che ha incappato in una giornata brutta come non nel primo tempo, ecco, perché ha avuto delle decisioni un po' ambigue, un po' strane, però gli arbitri sono questi, era da fuori, ma
pazienza, succede, quindi sono comunque contento del secondo tempo sicuramente, abbiamo avuto un ottimo approccio, abbiamo giocato palla, siamo stati pericolosi più volte, eravamo riusciti anche a pareggiare, quindi di questo sicuramente sono contento. Sicuramente fare a meno dei difensori centrali è pesante anche perché sono di ruolo, ho dovuto adattare 2 esterni, quindi ci stiamo portando dietro questa problematica tra squalifiche, tra infortuni anche casuali, perché quello di Federico che speriamo si riprenda presto perché è in ospedale in questo momento e anche lì l'arbitro ha lasciato correre mentre su Frittitta l'ha buttato fuori, quindi potrei dire tante cose, però è un momento un po' così, sicuramente può cambiare qualcosina perché a Pasqualicchi a sinistra spinge tantissimo, ho dovuto mettere poi il ragazzino che ha altre caratteristiche, però ripeto io lavoro con tutti i ragazzi quindi non è un problema di cambi e di niente. Non sono contento, lo ripeto, del primo tempo e sono molto soddisfatto del secondo tempo, poi purtroppo il risultato è fatto anche da episodi, alla fine la potevamo anche pareggiare nuovamente, non è successo, ci rimbocchiamo le maniche, facciamo esperienza da quello che è successo oggi e andiamo avanti. Sapevamo di incontrare una squadra organizzata che è aggressiva, gioca bene a calcio, ha intensità e quindi è una partita equilibrata. Poi gli episodi, no, come nel calcio a volte nelle partite equilibrate capita, ti possono cambiare la partita. Non abbiamo preso gol su un errore in uscita, siamo stati bravi a riprenderla e poi abbiamo avuto anche la fortuna che loro hanno sbagliato un rigore. Probabilmente sono stati loro più cinici a sfruttare gli episodi che gli sono stati a favore. Dietro sono un paio di partite che giochiamo sempre in emergenza, no? Su 4 difensori che abbiamo siamo sempre 2 abbiamo fuori fissi, io vengo da un paio di partite comunque con qualche acciacco, quindi è chiaro che il mister sapeva della condizione anche mia precaria e chiaramente no, chi è entrato ha fatto bene, è chiaro che non è di ruolo, quindi un minimo di emergenza lo crei, no? Però i ragazzi secondo me si sono mossi forse anche meglio di quando c'ero io, quindi credo che alla fine non si sia vista una differenza netta. Parliamo di AC Catena Carlentini. Domenica per te il cuore l'hai dovuto dividere a metà, no? Tra Carlentini e AC Catena. La scorsa stagione bel campionato a Carlentini, quest'anno sei ritornato a casa secondo me ad AC Catena ed è una partita che ti ha visto vincente contro una squadra che è sempre molto arcigna, o sbaglio? No, non c'è dubbio, domenica il cuore non era a metà ma era da un lato solo. Addirittura? Ed era dal lato della Cicatena ovviamente. Beh, forse perché quest'anno sei con loro, con la Cicatena. Non hai lasciato un bel ricordo a Carlentini? No, non voglio dire questo. Specifichiamo, perché domenica, magari qualcuno potrebbe pensare diversamente. No, se domenica fossi stato l'allenatore del Carlentini il mio cuore sarebbe stato per il Carlentini. Ok, il mio parli cuore, da mister, va bene, il mio cuore parla da allenatore, no? Giusto. Poi se andiamo nel caso specifico, a Cicatena per quanto mi riguarda non è una scoperta, che è un posto dove io sono sempre stato bene, dove ho raggiunto risultati importanti, dove ho un rapporto meraviglioso con i tifosi, dove ho un rapporto meraviglioso con la società e dove potrei continuare a elencare cose positive sino per un'altra mezz'ora. Dove può arrivare questo AC Catena? A questo punto te lo devo chiedere allora. Allora la Cicatena è una squadra che è stata costruita per salvarsi, per iniziare a fare un percorso di crescita che vuole poi portare a risultati
stati diversi nel tempo. La prova sta nel fatto che ci siamo affidati nella costruzione della squadra a 4-5 elementi di esperienza come Marco Semprevivo, ultimamente è rientrato nei nostri ranghi anche Stefano Caruso, abbiamo Alfio Tomarchio, che sono giocatori di una certa levatura. Su questa intelaiatura avete costruito un progetto quindi a lunga scadenza? Sì, a questi avevamo e purtroppo dico avevamo aggiunto l'argentino Federico Caterazzuolo, che è un giocatore di 33 anni che ha fatto categorie professionistiche, e quindi purtroppo l'abbiamo perso dopo la prima partita di campionato per un infortunio ed è ancora fuori, quindi per noi questa è stata un'assenza importante. Attorno a questi pilastri abbiamo completato la rosa con un gruppo molto giovane ma di buona qualità. Abbiamo Cortés, abbiamo Capangù, abbiamo Francesco Lucangeli, Andrea Nicotra, Giovanni Carbonaro, cioè li potrei nominare tutti, Riccardo Barbagallo, io ora mi fermo perché sono tutta la cosa. Ma abbiamo un gruppo che, come per esempio domenica, noi siamo andati in campo sin dall'inizio con 3 under, poi avevamo 3 2000, un 98, un 97, quindi è una cicatena che vuole vedere il nascere un gruppo sul quale poi poter iniziare a costruire. Ci piacciono queste cose, perché vuol dire che la società punta sui giovani, punta su una programmazione chiara, non fa delle dichiarazioni che potrebbero magari far pensare a voli pindarici, e quindi conferma che adesso c'è l'equilibrio giusto per lavorare bene e tranquilli. Ma tutto questo parte dal fatto che la società, secondo me, ha fatto la cosa, è riuscita a ottenere la cosa più importante per quanto riguarda una società calcistica, cioè quella di ottenere la gestione del polivalente di Aci San Filippo. Passo importante. Questo è un passo molto importante perché sta mettendo nelle condizioni la società di poter iniziare a fare una programmazione completamente diversa da quella che poteva essere prima, essendo oggi quella casa nostra al 100%. E questa sicuramente è una bella base di partenza. Quindi gli obiettivi in un breve futuro sono quelli di realizzare il campo in erba sintetica, mettere illuminazione e quindi poi di conseguenza la formazione in un settore giovanile. Diciamo che c'è un bel progetto dietro, quindi alla domanda qual è l'obiettivo della cicatena io poi alla fine ti sto rispondendo non salvezza, playoff o vincere il campionato, ma ti sto rispondendo in realtà in quello che ci stiamo prefissando di fare. Non vogliamo fare proclami, ci auguriamo, le nostre idee sono queste, ci auguriamo di poterlo realizzare. Poi per quanto riguarda il campionato sicuramente il presidente Davì e il presidente Giannetto che si sono uniti e hanno creato questa nuova cicatena insieme al direttore sportivo Franco Giannetto, mi hanno chiesto di ottenere una salvezza tra virgolette diversa da quella che è stata l'anno scorso, senza sofferenza, o di quella di 2 anni fa, che sono state caratterizzate più che altro dal Covid e non da reali e veri e proprie salvezze. Domenica è una partita difficile a Santa Croce secondo me. Non c'è dubbio, difficilissima, io lo ritengo uno scontro diretto, campo difficile per storicità quello del Santa Croce, ma noi dobbiamo guardare partita per partita e dobbiamo fare il nostro percorso di crescita e non dobbiamo mollare neanche un centimetro, quindi dobbiamo avere sempre l'atteggiamento avuto domenica e avuto in tutta la prima parte del campionato, compresa la Coppa Italia dove siamo arrivati ai quarti di finale. Abbiamo avuto un piccolo tra virgolette blackout contro la Ionica fuori casa, determinato, non sono alibi, ma determinato dal fatto che comunque si è rimasti in 10 dopo 15 minuti e quindi poi si è fatto un pochettino di fatica, però devo dire che è stata una giornata storta dove abbiamo giocato male, quindi nulla da dire. Un Santa Croce che tra l'altro perde a Palazzolo 1-0. Guardiamoci gli highlights e le interviste post partita.
L'aspettavamo da già due partite, visto che ci sono stati 2 pareggi, anche una partita sospesa, però ci siamo un bel gruppo, una famiglia diciamo, e lottiamo tutti quanti per lo stesso obiettivo, quindi ci dobbiamo salvare, se poi viene qualcosa in più ben venga. Diciamo che le motivazioni sono quelle che ti portano a giocare, a fare quello che devi fare. Io sono venuto qui mettendomi in gioco, anche con qualche chilo in più, però volevo dimostrare a tutti che io posso giocare e spero che sto facendo bene. Ringrazio la società e a tutti i miei compagni per questa vittoria. Io credo che la partita oggi ce la siamo giocata a viso aperto, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano dentro, credo che alla fine il risultato è anche meritato e speriamo che da ora in poi i ragazzi mentalmente capiscono che siamo una squadra in grado di giocarcela con tutti e questa è una cosa importante. Abbiamo giocato contro un Santa Croce che anche loro si sono giocati la sua partita a viso aperto, sono venuti qua per cercare di fare punti anche a loro, questa volta è andata bene a noi e ci fa piacere e siamo contenti. Chiudiamo dunque il discorso riguardante anche il campionato di eccellenza, adesso ci fermiamo, ennesimo spazio pubblicitario, tra poco ritorniamo in studio, i 4 gironi di promozione ci attendono. Prima di parlare del campionato di promozione mi sembra giusto e doveroso fare di nuovo un altro passo indietro e tornare a parlare del campionato di eccellenza. Arriva il punto di Giampaolo Montineri. Ciao Penalty, ciao Ettore, Goldo TV, un saluto da Il Monte, la classica rubrica che mi porto con piacere, si parla di eccellenza, no? Il weekend è passato, non si vede, ma nel cuscino, perché comunque c'è questa cosa del posto, effetto specchio, fate come volete, il sorriso degli ultimi. Questo è un cuscino solidale molto bello che mi fu donato qualche tempo fa. Non sappiamo adesso se sono i primi a non sorridere e sentirsi ultimi o viceversa. Sono andato, sì, hanno giocato alcune squadre, alcune si sono fermate per disagi climatici, c'è chi magari non ha voluto giocare per un discorso di convenienza, va bene, ma stiamo cercando il sorriso degli ultimi. In questi 7 giornate di calcio di eccellenza, del girone B a prescindere, il sorriso è degli ultimi in classifica o anche i primi si sentono ultimi e allora vivono di fattori emotivi, fattori psicologici, partite rinviate, il mercato, no? Quindi questa alternanza di primi che si sentono ultimi e allora magari danno giustificazioni subliminari, danno alibi perché ci sta l'episodio, però siamo alla ricerca del sorriso che a un certo punto solo alla 7ª giornata sembra che non ci sia. E allora stiamo cercando gli ultimi, perché saranno i primi, si dice sempre così. E allora i primi che stanno facendo? Ma c'è un primo
Certo, quando andiamo a vedere la classifica c'è il primo che cambia, si alterna, è molto compatta, le classifiche sono forti, ma sembra che gli ultimi siano più felici di chi comunque in questo momento punta all'obiettivo principale, quindi alla vittoria. Ma i primi, perché sono così tristi? Perché i primi non giocano le loro partite? Perché viene rinviata così, addirittura senza una data prevista, a data da destinarsi? Mi ha colpito questa cosa del GNB di eccellenza, onestamente, tra il Taormina e l'Igea, il sorriso degli ultimi. Chi saranno gli ultimi adesso, in generale? A questo punto io credo che l'Atletico Catania sia la società più felice di questo mondo, perché manda in campo i tifosi, i più felici, pur essendo ultimi. Perché non sapremo, se non mercoledì stesso, se l'Asci Sant'Antonio è assolutamente fuori dal calcio, totalmente fuori, lo sappiamo solo mercoledì. Loro sono gli ultimi perché dice la classifica, ma anche ultimi perché è troppo facile decidere di andare avanti e poi andare via. Gli addetti ai lavori, coloro che mantengono il sistema, dicono non è giusto, noi spendiamo, noi investiamo, i regolamenti, ma i regolamenti ci sono. San Antonio ha pagato una prima parte di iscrizione perché è una prima parte, entro l'anno nuovo si paga la seconda parte. Se ti ritiri prima, ti ritiri prima. Però aspettiamo l'email, classica email in cui dice noi ritiriamo matricola e tutto. Si sa dei giocatori svincolati, ma semplicemente perché in eccellenza non c'è il contratto di vincolo. C'è una firma in cui comunque fino al 3 novembre puoi anche trovare squadra, dove i giocatori si stanno muovendo per trovare squadra. Ma chi sono gli ultimi allora? Il sorriso degli ultimi. Chi comunque si allena e dice ok, giochiamo domenica per quella cosa adrenalinica e poi ti ritrovi a non capire perché non stai giocando. Il sorriso degli ultimi. Ma allora veramente è la più felice l'Atletico Catania. Perché va in campo con i suoi tifosi, tenendo conto del regolamento. Cosa succederà? Si ritira il Sant'Antonio alla settima giornata, i punti fatti con la società, tra l'altro loro hanno fatto solo 3 partite, vengono azzerati. Ci sarà una domenica di riposo per qualcuno. E che domenica sarà quella di riposo? La triste domenica senza sorriso? Oppure, in fin dei conti, come ogni cosa sta andando, c'è sempre un andare avanti, l'inerzia, ok. E tutti quelli che paventano la condizione fisica e mentale di un giocatore, allenamenti durante la settimana, ritmo, benissimo. Oggi il calciatore è ritornato a fare il calciatore, perché chi non ha giocato nel periodo del lockdown e non ha partecipato ai format è stato un atleta da recuperare. La quantità di infortuni muscolari che si è dimenticato che quell'atleta, quel ragazzo è aumentato di peso ma anche di età. Però hai fatto la tabella di marcia, no? La quantità di infortuni è pazzesca, ma però poi non giochi e ti lamenti perché non giochi, poi metti di fatto che la colpa è che ti mancano molti giocatori. Se non sei stato in grado di pensare a questo inizialmente strategicamente, oggi continua il fatto del calciomercato, perché deve continuare, perché ha la possibilità di fare un'infinità di passaggi o meno, no? Ma chi saranno i primi? Ma quando sorrideranno i primi? Solo alla vittoria finale? Perché non riescono a sorridere nella vittoria stessa della domenica. Cosa stiamo inseguendo allora in questo anno di calcio? Cosa vorremmo realmente? Il sorriso degli ultimi? O la capacità organizzativa che si consolida? Di sicuro il sistema ha bisogno di rivedere un po' di cose, ma noi che ci siamo dentro non possiamo attaccare il sistema. Noi possiamo semplicemente dire a me questo sistema non piace più. Ok, ciao, un bar. Esco, ma non entro più.
Non puoi tu essere portatore sano del sistema e ti lamenti del sistema. L'effetto criceto non serve, non aiuta, soprattutto è stolto. No, stupido, lo dico, è stupido. Quindi tu ci sei dentro, muta e pipa e ti organizzi ad ogni tipo di anomalia. Non ti arrabbi, perché ti dovresti arrabbiare con te stesso. È come se l'educazione a casa te la danno e poi tu fai quello che ti piace. Eppure a casa te la danno l'educazione. Ma il sorriso degli ultimi è bellissimo. Il sorriso degli ultimi in questo momento nel calcio è bellissimo. Perché più di questo non potranno fare che sorridere su quelli che hanno la sensazione di essere primi. Ciao Del Monti. Eccoci rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito ogni settimana il martedì alle 21 siamo in onda su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Ospite di questa puntata mister Vittorio Iemma, che conosce molto bene il campionato di promozione, lo hai vinto proprio con la Cicatena. È un campionato difficile, secondo me è più difficile vincere quello di promozione che quello di eccellenza. No, ma secondo me vincere è difficile in qualsiasi categoria. Quindi la difficoltà, allora, io personalmente dico la mia considerazione. Sì, certo. Ribadisco che vincere è difficile in qualsiasi categoria, però l'eccellenza secondo me ha un grado, un livello di difficoltà maggiore. Per poter raggiungere la vittoria. Parli così perché hai già vinto il campionato di promozione? Probabilmente, non lo so, però. Va bene, va bene. Iniziamo subito a parlare del campionato di promozione, lo facciamo appunto con il girone A. Anche qui la settima giornata, conferma per la Resuttana San Lorenzo, guardiamo i risultati, proprio la squadra palermitana che vince in casa 2-1 con il Casteldaccia, Città di Carini batte Alba Alcamo 1-0, Gangi batte Super Giovane Castelbuono 4-1, Fulgatore batte Camarat 2-1, Lascari Cefalù Folgore Calcio Castelvetrano 0-0, Villabate batte Partini Caudace 1-0 ed infine Raffadali batte Città di San Vito Lo Capo 1-0. E come ho detto poc'anzi, ancora in testa la squadra palermitana della Resuttana San Lorenzo, prima in classifica con 18 punti, con 15 il Gangi, con 13 Raffadali 2018, Lascari Cefalù e Fulgatore, Folgore Calcio Castelvetrano, Città di San Vito Lo Capo e Alba Alcamo con 10, 9 per il Città di Carini, 8 punti per il Casteldaccia, con 7 punti il Camarat, con 6 il Partini Caudace, con 4 il Villabate, chiude la classifica Super Giovane Castelbuono con 1 punto. Resuttana San Lorenzo che insomma sembrerebbe avviata a vele spiegate verso questo passaggio al campionato di eccellenza, anche se forse siamo un po' troppo anticipatori, però è anche vero che sulla carta in questo momento poche squadre riescono a mantenere il ritmo della squadra della Resuttana. Sembra proprio di sì, però come dici tu è ancora presto. Allora ho sentito un po' i nomi delle società che Alba Alcamo su tutti direi, Alcamo, Raffadali, Ganci, Castelvetrano, Partini Caudace. Queste sono tutte società che hanno un passato importantissimo. È vero, sarà difficile, però è anche vero che la squadra palermitana sembra proprio attrezzata anche dal punto di vista organizzativo, oltre che dal punto di vista tecnico. I fratelli Clemente lì ancora fanno la differenza. Sì, no, vabbè, io ora lo dicevo era il fascino dei blasoni, no? Certo, ma il blasone serve, il blasone serve. Io quando sento Partini Caudace ricordo quando ero ragazzo, il Partini Caudace era una delle squadre più ambite, no? Faceva l'interregionale, ci ha giocato Tanino Vasari, quando c'era
la presidentessa Bertolino, altri tempi. Altri tempi. Tra l'altro in questo girone c'è anche il Gangi, che insomma ha anche una storicità. Tu ricorderai, c'era il famoso Gangi Madonia, che era una squadra che non si ci poteva, andavi a giocare contro 5.000 persone. È vero, campi impossibili, terra battuta, però con tanto coraggio bisognava affrontare gli avversari ed il pubblico, e non era mai facile. Però sul risultato hai perfettamente ragione tu, perché comunque non sono lì a caso, l'obiettivo è quello di andare... Già dalla scorsa stagione erano in testa, poi se il campionato si è fermato. Sì, l'obiettivo è quello di andare in eccellenza. È dichiarato. Bene, adesso parliamo del girone B. Settima giornata, guardiamo subito i risultati. Promende batte Gescal 3-2. Torrenovese e Sinagra Calcio 1-1, Gioiosa batte Stefanese 1-0, Castelluccese Sant'Angiolese 3-3, Milazzo Rocca Acquedolcese 0-0. Profalcone batte Messana 2-0 ed infine Atletico Messina batte Valdinisi 2-1. In testa abbiamo la conferma della Promende, al primo posto con 19 punti, con 15 Rocca Acquedolcese e Milazzo, con 13 Profalcone e Atletico Messina, 12 punti per la Torrenovese, 8 per la Gescal, Gioiosa, Sinagra Calcio, Messana 1966, con 4 Sant'Angiolese, Castelluccese e Valdinisi. Chiude la classifica la Stefanese con 3 punti. Partiamo subito con la Promende, capolista di questo girone B del campionato di promozione. Vince in casa della Gescal 3-2. Guardiamo il servizio. Si conferma capolista solitaria del girone B di promozione la Promende, che sbanca anche il Despar Stadium di Messina battendo 3-1 la Gescal, centrando così la sesta vittoria di fila. Nonostante il KO subito, i biancoverdi del tecnico Di Maria non demeritano e dopo 11 minuti Sturniolo lavora un ottimo pallone dal fondo per Marino, chiuso dal decisivo intervento di Rotella, ma al primo affondo la Promende passa quando Bartuccio, direttamente su calcio piazzato, batte Maisano spianando ai suoi la strada verso la vittoria. Per Felice Bartuccio è la seconda rete in campionato dopo quella messa a segno nella terza giornata al Sinagra. Il Gescal prova a reagire, ma dopo un calcio di rigore invocato dai biancoverdi su Sturniolo per un presunto fallo di Rotella, la Promende raddoppia con Razzà, che al minuto 23 aggancia l'assist di Pagano e col destro fa secco Maisano per il 2-0 giallo-rosso. Per il bomber lucese è la quarta rete in campionato. La squadra di casa non ci sta e al 28esimo il tentativo volante di Tiano trova la pronta risposta di Bucca. Passano pochi minuti e sul ribaltamento di fronte la Promende ha la grande occasione di calare il tris, ma Genovese non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio, che sul finire di primo tempo non c'entra nemmeno Sturniolo, che è bravo a scartare Bucca ma poi non riesce a calciare a rete, così dal possibile 1-2. Nella ripresa gli ospiti vanno nuovamente a segno, ancora con bomber Razzà, che capitalizza al massimo l'invito di Genovese, facendo così Gescal 0, Promende 3. E per Rosario Razzà doppietta personale, quinto centro in campionato, il terzo consecutivo nelle ultime 2 partite. Il Gescal però reagisce al minuto 83, torna in partita con la punizione dal limite di Giovanni Giordano, che buca la barriera mettendo alle spalle di Bucca il suo primo sigillo in campionato. I biancoverdi ci credono e 3 minuti dopo il sinistro di Marino esce di poco sul fondo. Sul capovolgimento di fronte però la Promende la potrebbe chiudere definitivamente con Mastroianni prima e Ruggeri poi, ma i loro tentativi sono ben respinti da Maisano e Tiano. Poi al 95esimo il signor Puglisi di Catania giudica falloso l'intervento in area di Bucca sulla Rocca e senza esitazioni concede il penalty ai padroni di casa. Dagli 11 metri Gioele Ballarono sbaglia, facendo così Gescal 2, Promende 3. Il Gescal tenta nell'ultimo minuto di recupero il forcing disperato per raggiungere il pareggio, ma gli sforzi dei biancoverdi non producono l'effetto sperato. La Promende mantiene la testa della classifica con 19 punti, rimane a 8 invece il Gescal. Dove può arrivare questa Promende, Vittorio? Perché Milazzo e Rocca Acquedolcese sono attrezzati. Tra l'altro tra poco vedremo anche il servizio del big match che si è concluso 0-0, però sono 2 squadre che non lasciano scappare facilmente questo Promende. No, e poi c'è il Milazzo comunque, che è il vecchio Milazzo. Sì, storico. Ci tenta perché durante il campionato bloccato dal Covid era lì,
per poter sicuramente ambire a vincere i playoff. Quindi la piazza è importante, non è ancora presto secondo me, sicuramente la Promende sta dando continuità ai risultati e quindi questo fa tanto in promozione, ha voglia, fa tanto in promozione. ha voglia, parlavamo poc'anzi della Mia Cicatena, la Mia Cicatena ha vinto quel campionato proprio per una continuità dei risultati, in particolare nel girone di ritorno abbiamo inanellato 13 vittorie consecutive, che sono state una cosa che poi ha determinato la vittoria finale. La vittoria. Guardiamoci il servizio, il pareggio nel big match tra Milazzo e Rocca Acquedolcese. Reti bianche nel big match del Marco Salmeri tra Milazzo e Rocca Acquedolcese, entrambe seconde in classifica a pari punti. Gara equilibrata che non ha regalato grandi emozioni. Prima del fischio d'inizio, l'ex bomber degli anni d'oro del Milazzo, Tindaro Calabrese, viene omaggiato di una sciarpa rossoblu dai tifosi mamertini. Ed è proprio Calabrese, dopo 2 minuti, ad avere la palla buona per segnare, ma il 9 biancoverde spara alto sulla traversa da pochi passi. La risposta del Milazzo al sesto con Koulibaly che non centra la porta dagli sviluppi di angolo. Il centrocampista rossoblu al 19esimo deve arrendersi per un problema muscolare ed è costretto a lasciare il campo al neo acquisto Salvatore Trovato. Il neo entrato dopo pochi minuti la potrebbe sbloccare, ma la sua botta dal limite si perde alla sinistra di Di Pane. Non riesce a fare di meglio nemmeno Cardia al 29esimo che da fuori alza troppo la mira. Poi al 40esimo altro infortunio per il Milazzo che perde Di Bella, sostituito da Spelizzai. Nella ripresa sono i padroni di casa a provarci subito con la Guidara prima, il cui mancino finisce di poco a lato, e Corso poi che davanti a Di Pane non aggancia l'ottimo assist di recupero. Il Rocca Acquedolcese non sta a guardare ed è Calabrese che su punizione chiama Bonasera alla parata. Alla 63esimo da registrare un violento scontro in area biancoverde tra Leo e Biondo, con quest'ultimo che riporta un taglio alla testa ed è costretto a lasciare la partita per essere successivamente accompagnato in ospedale per accertamenti. Gli ospiti tornano a spingere al minuto 70, Cangemi la potrebbe sbloccare ma il suo destro finisce alto sopra la traversa. Il Milazzo tenta comunque di allentare la pressione operata dai biancoverdi con la conclusione dal limite di Laquidara, bloccata centralmente da Di Pane. Nel finale però il Rocca Acquedolcese accarezza la vittoria con Tindaro Calabrese che per 3 volte fa gridare al gol i suoi. Il bomber biancoverde infatti al minuto 82 mette in mezzo un pallone sul quale Spelizzai per poco non manda nella propria porta. Poi all'88esimo servito da Iuculano, calcio in diagonale con la palla che si perde a fil di palo e infine un minuto dopo, lanciato in aria da Bontempo, manda di poco alto sulla traversa. Lo 0-0 finale consente alle due squadre di rimanere a braccetto sul secondo gradino del podio con 15 punti, a -4 dalla capolista Promende, e con il Milazzo che dopo 4 vittorie di fila incassa il secondo pareggio casalingo, mentre per il Rocca Acquedolcese è il secondo pari a reti bianche consecutivo. Dice bene mister Iemma, bisogna ancora aspettare qualche domenica, vedere un po' di continuità di risultati e poi capiremo chi vincerà questo girone B del campionato di promozione. E adesso parliamo del girone C. Vincono tutte e 3 le squadre che sono nella zona altissima di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo i risultati. Real Aci batte Ciclope Bronte 2-0, FC Motta batte Mister Bianco 3-0, Leonfortese batte Don Bosco 2000 2-0, Atletico 1994 batte Lavinaio 2-1, San Gregorio batte Atletico Nissa 2-1, sospesa la partita tra Gimminica Scordia e Città di Calatabbiano, rinviata invece al 31 di ottobre la partita tra Belpasso FC 2014 Armerina. In classifica conferma per quanto riguarda le 3 squadre che da qualche settimana a questa parte si dividono appunto la testa di questo girone C del campionato di promozione. Attualmente troviamo l'FC Motta con 19 punti, 17 il Real Aci, 16 la Leonfortese, con 15 l'Atletico 1994, 11 punti per il Belpasso
Passo FC, 10 per l'Atletico Nissa, 9 punti per il San Gregorio, 8 punti per il Città di Calatabbiano, 7 punti Don Bosco 2000, 6 punti Gimnica Scordia, 4 punti Lavinaio, Mister Bianco e Armerina. Chiude la classifica il Ciclope Bronte con 2 punti. E partiamo subito dalla vittoria esterna del Real Aci, 2-0 a Bronte. Guardiamo il servizio. Il Real Aci fa visita al Ciclope Bronte fra l'inno di coda del torneo per continuare la caccia alla vetta. Nella formazione Granata spicca il debutto fra i pali di Virgilio Vitale, arrivato in settimana. Minuti iniziali di partita, primo attacco del Granata, Bozanga su punizione. Smista su Cavallaro, cerca Mongelli, controlla e cerca il sinistro, respinge male Palermo, arriva Licata e subito 1-0, Real Aci in vantaggio, primo gol stagionale per Salvo Licata. Bronte colpito a freddo ma che prova subito a reagire, rimessa lunga di Leanza. Palla in aria, non riesce a liberare Pennisi, colpo di testa di Ruffino, pallone fuori alla sinistra di Vitale. Ancora Ruffino serve sulla corsa San Filippo sulla destra, esce Vitale, provvidenziale l'uscita dell'estremo difensore che guadagna anche rimessa dal fondo. Oltrepassata la metà del primo tempo, Garozza, l'indietro per Cavallaro che cerca subito Mongelli, la sponda di prima intenzione di Mongelli per Napoli. Attacca sulla sinistra Napoli, si ripropone Mongelli, lo serve d'esterno Napoli, Mongelli in aria, sinistro! Palermo risponde, arriva Marino, anticipato, prova Garozzo ma il gioco è fermo, fallo di Marino sul difensore di casa. Davide Cavallaro, attaccato dal neoentrato Genna, anticipo di Leanza nei confronti di Daniele Cavallaro, Genna riesce a far filtrare per Scalisi la mette in mezzo per Ruffino, il tiro deviato, arriva ancora Genna, la chance per il pareggio del Bronte, sprecata dal neoentrato Genna. 20 minuti alla fine, Genna cerca Ruffino, anticipato da Pennisi. Ancora Genna che prova a recuperare il pallone. Ruffino non trova nessuno, trova Marino. Marino cerca subito il filtrante per De Carlo. De Carlo entra in area, De Carlo il tiro! Enrico De Carlo, ancora lui. Terzo gol in campionato, quarto stagionale. Chiude la partita. Real Aci avanti 2-0. Rivediamo il gol di Enrico De Carlo. Il più classico dei risultati è 2-0 del Real Aci su un ottimo Ciclope Bronte. Granata che restano al secondo posto, a -2 dal Motta capolista. Il campionato si ferma per 2 settimane di sosta, ma la squadra di Marcello Manca non avrà tregua, perché sabato 30 ottobre e domenica 7 settembre sarà tempo di Coppa Italia promozione. Vedremo cosa succederà nelle prossime partite, ci saranno molti scontri diretti, tutto ancora aperto nel girone C del campionato di promozione. Voltiamo pagina e parliamo del girone D. Questi i risultati delle partite giocate domenica. Scicli Città di Canicattini 0-0, Pro Ragusa batte RG 1-0, Priolo Gargallo batte Megara 1908 3-2, Nuova Città di Gela batte Club Calcio Vittoria 3-0, Città di Comiso batte Città di Avola 2020 2-0, Mazzarone batte Frigentini 2-0 ed infine Modica batte Sporting Eubea 4-0. In testa conferma della Nuova Città di Gela con 19 punti, 14 per Mazzarone e Città di Comiso, 13 Modica Calcio, 11 punti per il Priolo Gargallo. Con 10 punti il Città di Canicattini, 9 per Frigentini e Pro Ragusa, 8 per il Club Calcio Vittoria, 7 per il Megara, 6 per Sporting Eubea e Città di Avola 2020. Chiudono Scicli ed RG con 4 punti. Beh, partiamo da questa Gela che vuole ritornare nel calcio che conta, ci sono tutti gli elementi giusti, sarà un girone particolarmente non facile perché sia il Mazzarone che il Città di Comiso non mollano facilmente, però io credo che attualmente Gela è una spanna sopra le altre.
Sì, anche se bisogna stare attenti al Mazzarrone che è ben strutturata, anche lì c'è un progetto importante. Anche in questa situazione bisogna capire che a Mazzarone si sta lavorando bene, no? Nel senso che hanno tutti al posto giusto, nello spazio e nella concezione giusta, forse sono stati anche un po' sfortunati perché hanno incontrato in questo girone un ritrovato Gela che vuole assolutamente ritornare nel calcio che conta. Sì, hai fatto l'analisi giusta, poi magari sfortunati no, perché poi alla fine si potrebbe dire la stessa cosa nel girone C per Motta, per Galaci. Poi ci sono anche i playoff, ancora non è nulla perduto, e poi c'è anche la Coppa, perché ricordiamoci che tramite la Coppa poi anche si ha la possibilità di andare in eccellenza. E quindi c'è, però stiamo andando forse un pochettino troppo veloce. È vero, aspettiamo, siamo soltanto ancora alla 7ª giornata, esatto, quindi aspettiamo. Bene, abbiamo concluso per quanto riguarda il campionato di promozione, adesso un brevissimo stacco pubblicitario e poi passeremo alla parte conclusiva della nostra trasmissione. Da grande sarò una ballerina. Da grande farò il dottore per guarire tutti i bambini. Da grande voglio fare il pompiere. Il futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto. Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri. Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Aiutaci a sconfiggerlo, trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta. La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia. Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia. Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore. Brevissimo spazio pubblicitario, siamo pronti per guardare insieme a tutti voi il rullo con i risultati e le classifiche del campionato di prima categoria.
Bene, allora in bocca al lupo per il proseguo della stagione, ci rivedremo presto. Viva il lupo, io vengo sempre con grandissimo piacere. Sappiamo. Sono un tuo fan a prescindere. grazie. In bocca al lupo per la partita di domenica contro il Santa Croce. Viva il lupo, grazie. Grazie a Vittorio Iemma, la nostra puntata si conclude qui, vi rimandiamo a fra 7 giorni, sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, sempre con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai.